Si è insediata questa mattina a Palazzo d'Orleans la cabina di regia operativa della Presidenza della Regione per l'emergenza maltempo che ha investito la Sicilia. Stiamo intervenendo in maniera più che tempestiva, anche perché, ha detto il Presidente della Regione Renato Schifani, nel giro che ho svolto lo scorso fine settimana nei luoghi colpiti dal ciclone Harry ho potuto toccare con mano la disperazione della gente. I siciliani si aspettano che le istituzioni siano al loro fianco e noi lo faremo con grande senso di responsabilità. Mi aspetto la massima collaborazione tra gli uffici della Regione. Ho chiesto che non si lavori per compartimenti stagni. La priorità, ha aggiunto il Presidente della Regione, è una semplificazione globale delle procedure per la presentazione delle domande e la relativa erogazione dei contributi. Abbiamo già stabilito che la Commissione tecnica specialistica istituisca una subcommissione ad hoc per evadere con celerità le autorizzazioni ambientali necessarie in questa fase. Abbiamo stanziato i primi fondi e presto ne arriveranno altri e dobbiamo usarli con la massima efficienza. La cabina di regia sarà guidata direttamente dal Presidente Schifani, mentre il coordinamento e l'impulso sono stati affidati a Simona Vicari, già sottosegretario alle infrastrutture e alle attività produttive ed esperta del Presidente per queste materie. Ne fanno parte gli assessori al territorio e ambiente, la Grigentina Giussi Savarino, alle infrastrutture Alessandro Aricò, alle attività produttive di Tamaio, al capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano, al capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, al direttore generale dell'IRFIS Giulio Guagliano, al vicecommissario della struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico Sergio Tuminello, al presidente della Commissione tecnica Gaetano Armao e a tutti i dirigenti generali interessati dalle attività che saranno necessarie per affrontare l'emergenza e la ricostruzione. Il Presidente Schifani, prima di partire per Roma, dove è atteso per partecipare al Consiglio dei Ministri che delibererà lo stato di emergenza nazionale per la Sicilia, ha riconvocato la cabina di regia per questo mercoledì, stabilendo che ci siano riunioni settimanali ogni lunedì mattina. Abbiamo insediato adesso la cabina di regia composta dagli assessori competenti e dei direttori al ramo. L'input è velocità, coesione tra di noi, impegno a dare risposte immediate nel rispetto della legge a tutti coloro i quali stanno vivendo questo dramma. Sto andando a Roma per assistere al Consiglio dei Ministri alla deliberazione stato di calamità nazionale. Ringrazio ancora una volta il Premier per aver accelerato i tempi e cominciato a dare risposte immediate come chiede la Sicilia.